Il mondo dell'informazione sportiva in questi ultimi quasi 40 anni, dagli anni 80 in poi, come è cambiata e come sta ancora evolvendo? Beh, è cambiato tutto perché è cambiato il mondo attorno all'informazione. Quando ho incominciato questa professione gli articoli si scrivevano sulle macchine da scrivere e venivano stampati col piombo delle linotype. Poi c'è stata la fase della fotocomposizione e oggi con i telefonini, con le mail è tutto in tempo reale e quindi tutto molto più facile e tutto più accessibile. Questo però ha comportato un livellamento in basso perché c'è molta più superficialità rispetto a prima. Dal punto di vista dei contenuti invece, Beh, oggi si parla poco di calcio, si parla molto di quello che sta attorno al calcio e quindi la partita non è più l'avvenimento principale ma è il pretesto per fare altri discorsi e per creare del gossip, delle polemiche e questo è un peccato perché si dovrebbe mantenere tutto nell'ambito tecnico-sportivo, soprattutto con grande correttezza e grande rispetto. chi vuole approcciarsi a questo mondo, il mondo della comunicazione sportiva, a cosa deve stare attento, a cosa deve mirare? Beh, innanzitutto deve prepararsi, deve studiare, deve fare la gavetta perché si diventa adulti facendo l'asilo, le scuole elementari e casomai l'università, quindi non si può pensare di partire dai massimi livelli senza essere preparati, quindi occorre grande serietà, grande preparazione e grande rispetto nei confronti di chi legge o chi ascolta, perché occorre sempre educazione. Le società sportive invece come vedono i giornalisti che di sport ci scrivono? Ma le società sportive oggi cercano di controllare il mondo dell'informazione. Quando io ho cominciato a scrivere nessuno sapeva fino al giorno dopo che cosa sarebbe uscito sulla Gazzetta dello Sport, mentre oggi quasi sempre le società conoscono già in anticipo i contenuti degli articoli, gli argomenti e quindi cercano di controllare l'informazione condizionando anche i giornalisti. In conclusione, che direzione prenderà la comunicazione sportiva secondo lei? Ma la direzione è questa, è una comunicazione affidata sempre di più al pubblico e sempre meno a chi invece dovrebbe fare informazione. Quindi il rischio è che si ribaltino le parti e che i giornalisti non siano più i primi comunicatori ma i dipendenti quasi di chi legge e di chi consuma l'informazione. Col senno di poi, dopo aver trascorso questi 40 anni, rimpiange un po' il periodo delle pagine piombate? Ma non rimpiango le pagine piombate, rimpiango il rispetto che c'era all'interno dei giornali, cioè il rispetto che i giovani avevano nei confronti degli anziani e il rispetto anche che gli anziani avevano nei confronti dei giovani. Io quando ho cominciato davo del lei a chi aveva più anni di me e chi aveva più anni di me dava del lei a me e quindi c'era un grandissimo rispetto dei ruoli che oggi purtroppo manca, ma che manca nel mondo di tutti i giorni.